eccoci insieme anche oggi. Se c'è una persona pienamente coinvolta nella che il coronavirus, questo è il nostro ospite di oggi, Bruno Ferrarese, presidente dell'Idrobase Group, azienda di Borgo Ricco in provincia di Padova, nostro ospite in molte altre occasioni per parlare di impresa e di mondo. In questa occasione invece partiamo da un dato personale. Allora, moglie cinese, figli appena rientrati dal lontano paese, Idrobase che ha una filiale, un'altra azienda in Cina, e quindi insomma, voglio dire, i problemi legati al coronavirus dal personale all'aziendale. Partiamo dal personale. Moglie e figlia rientrati da poco. Sì, sono rientrati domenica. La prima cosa che abbiamo fatto è che li ho messi in quarantena, quindi adesso loro vivono su una stanza della nostra casa. E le ho dotate delle ultime tecnologie della nostra azienda, quindi con delle macchine che uccidono i batteri nell'aria e quindi anche il coronavirus, e con dei detergenti specifici per la pulizia di tutte quante le superfici, anche quelli battericidi. Rimarranno in questa location per 2 settimane, non tanto perché penso siano ammalate, perché insomma non erano su zone pericolose, si sono comportate nella maniera più consona, no? Ma anche per il ruolo che io ricopro, cioè adesso sono qua in trasmissione, ma poi in azienda mi aspettano 3 imprenditori da tutto il mondo e ovviamente anche tutto il mio team, no? Quindi devo dare garanzia assoluta che non sono contagiato. Ovviamente poi Francesca andrà all'asilo terminato questo periodo di quarantena. Ecco, la testimonianza diretta qual è stata di sua moglie rispetto a come si sta vivendo in Cina? È una testimonianza molto dura, cioè il popolo cinese è un popolo eroico, veramente eroico. La stragrande maggioranza di loro adesso sono segregati in casa, quindi vivono in casa, appunto per limitare il contagio. C'è la possibilità una volta ogni 2 giorni di uscire per fare acquisti alimentari, e può uscire solo una persona della famiglia. Se esci che non sei autorizzato ti becchi anche la multa. Ecco, ci sono molte città che sono completamente isolate, non si può uscire, non si può entrare. E questo ovviamente viene fatto per cercare di isolare questa terribile malattia. Aspetto lavorativo, voi avete un ramo d'azienda in Cina, i rapporti quali sono in questo momento? Come riuscite a collaborare? Lavorano innanzitutto? L'azienda riaprirà il giorno 10. Chiusa per il Capodanno cinese? È chiusa per il Capodanno cinese. Abbiamo già trasferito nella nostra azienda tutte le ultime nostre tecnologie affinché il posto di lavoro sia un posto di lavoro assolutamente privo di batteri. Abbiamo trasferito mascherine, abbiamo trasferito i nostri detergenti sanificanti uccidi batteri e le nostre macchine che andremo a posizionare sia sulle aree di produzione che sugli uffici, fatte appositamente per ammazzare i batteri. Ovviamente poi faremo dei test, in maniera che questi test certifichino che il posto di lavoro è salubre. Con queste misure i nostri dipendenti potranno tornare a lavorare nella maniera più sicura possibile. La tecnologia ovviamente la metteremo a disposizione anche ai nostri fornitori, e poi ovviamente l'andremo a vendere, a proporre a tutta quanta la Cina. Questo dovrebbe permetterci di poter iniziare la produzione nei nostri stabilimenti di Ningbo. Quindi insomma un problema potrebbe diventare in un'opportunità imprenditoriale. Voi siete gli unici che stanno facendo che hanno queste macchine, insomma, che stanno facendo questo tipo di Ogni problema è un'opportunità. Ogni problema è un'opportunità, questa è una grandissima opportunità, il mondo sta cambiando, con questo coronavirus il mondo sta cambiando, cambieranno le nostre abitudini, il nostro modo di fare business e di fare acquisti. Questo coronavirus andrà a favorire enormemente le vendite online, a scapito delle vendite a negozio, perché le persone hanno sempre più paura a muoversi. Ecco che allora anche la nostra proposta si sta spostando verso questa
strada. Anche i nostri prodotti saranno dei prodotti che avranno dei terribili diminuzioni di fatturato e degli altri che invece avranno una grande impennata di fatturato. I prodotti che produciamo per il car care, quindi per la pulizia dell'auto, presumibilmente avranno una grande frenata, perché ovviamente se le persone si spostano meno è naturale che l'auto si sporca meno e c'è meno bisogno di idropulitrici o di ricambi mentre che aumenterà enormemente in tutto il mondo la sensibilità verso l'environment, verso la diminuzione dell'inquinamento, e noi produciamo macchine che combattono le PM2.5, le PM1, le PM10 e abbiamo le macchine che vanno ad ammazzare i batteri. Quindi questa tecnologia avrà un vantaggio enorme, mentre che l'altra sarà penalizzata, no? Quindi tutte le nostre strategie da adesso le stiamo modificando anche i nostri obiettivi. Ecco, in qualche maniera ha un po' tracciato il percorso di Idrobase, nata come azienda che faceva idropulitrici, Sì. dopodiché si è evoluta nel campo del raffrescamento, della sanificazione degli ambienti, ma viene da chiedere perché siete già pronti per il coronavirus? Cioè, c'è la scienza medica di tutto il mondo che lo sta studiando? Perché noi abbiamo le macchine per uccidere questi maledetti batteri. Produciamo appunto queste macchine che... Ma già testate? Già testate ovviamente e già certificate sia da enti italiani che da enti americani. Perché fino ad oggi non abbiamo avuto grande successo con queste macchine? Perché i batteri non si vedono i batteri. E quindi non c'era l'esigenza di avere macchine di questo genere. Sì, certo, alcuni ambienti hanno questa esigenza, tipo le sale operatorie ad esempio, no? Ma le vendite ovviamente sono sempre state abbastanza rallentatore. Adesso che c'è questo batterio che sta distruggendo appunto l'economia del mondo e la salute delle persone, sta producendo ancora prima tutti questi morti, a questo punto la sensibilità di tutti quanti noi verso la protezione è molto maggiore rispetto a prima. Cioè la vostra storia sta a testimoniare la capacità di essere un vascello nel mare procelloso della globalizzazione. Ma oggi com'è che la Cina guarda a Borgo Ricco, intendo dire? C'è una concorrenza mondiale forse più forte, con tutto il rispetto? Già adesso la Cina è il nostro primo mercato al mondo. Parliamo di prodotti che produciamo in Italia. La Cina è il nostro primo mercato al mondo, molto più importante del mercato italiano. E cosa acquistano da noi? Acquistano le idropulitrici industriali per sanificare i macchinari e acquistano i nostri sparanebbia che vanno a sparare nell'ambiente delle microgocce che catturano le particelle inquinanti. Questo in particolar modo da siti tipo centrali elettriche, cementerie, porti, per non parlare poi delle fonderie. Ecco. E questo ovviamente, tutte queste cose poi vengono monitorate, no? Vengono monitorate con dei test e là è evidente, si vede l'evidenza della qualità delle nostre macchine appunto dalla diminuzione della PM10 e della PM2,5 e questo ci permette di vendere i nostri prodotti. Lei è un cittadino del mondo, meglio ancora forse un viaggiatore del mondo. In tante occasioni l'abbiamo usata proprio per sapere quello che accadeva oltre i nostri confini. Ricordo che lei è stato il primo a parlarci di Alibaba quando ancora non sapevamo che cosa fosse. E per dire, dal suo punto di vista, non è paradossale il fatto che a questo punto la gente si muoverà di meno e contestualmente siamo tutti impegnati ad abbattere le frontiere, cioè l'idea è quella di un mondo con meno frontiere, però a quel punto quando non avremo più le frontiere la gente non si muoverà più. Il mondo è divenire, tutto quanto quello che noi stiamo facendo sta mutando, anche i luoghi fisici dove noi ci troviamo, anche quelli poi mutano, perché i social network ci insegnano che non c'è solo il bar o il centro commerciale o la piazza o la parrocchia dove che è possibile incontrarsi con le persone.
E questo cambiamento è un cambiamento epocale, veramente epocale. I pionieri sono i cinesi su questo, già i cinesi adesso acquistano il 30% tramite online, quindi tutte le nostre aziende, la nostra società si deve, come posso dire, modificare, dobbiamo modificarci verso questo andamento, perché al progresso o il progresso lo combatti o ti allei con questo progresso e te lo fai tu, oppure lo anticipi. Ecco, noi di Idrobase lo vogliamo anticipare. Ecco, all'imprenditore, per concludere, al di là delle scelte imprenditoriali dell'azienda, cosa significa per l'economia italiana quanto sta succedendo? Perché a mio parere, cioè, stiamo ancora valutando troppo poco il fatto che la Cina si stia chiudendo. Che è stato sempre un mercato cui abbiamo guardato come prospettiva per la nostra economia di grande sviluppo. Se improvvisamente si chiude, mi pare un guaio. Allora, quest'anno è l'anno del turismo, del gemellaggio fra Italia e Cina appunto per il turismo. Ed erano previsti 3 milioni di visitatori cinesi in Italia per un giro d'affari stimato attorno ai 3-4,5 miliardi di fatturato. Beh, questo, stando così le cose, effettivamente si riduce tantissimo. È compromesso. Quindi nell'immediato noi avremo una frenata di business nei confronti della Cina, ma non solo della Cina, ma di tutto quanto il mondo, perché questa è una pandemia che riguarda tutto il mondo. A medio e lungo termine invece l'Italia sarà favorita. Perché? Perché l'Italia ha le conoscenze, il know-how, il background e la fantasia che serve per migliorare il mondo. Vediamo ad esempio questo coronavirus, chi è che l'ha isolato, chi è che ha scoperto un test velocissimo per diagnosticarlo? Italiani. 2 ricercatrici. Ricercatrici di Roma, ricercatrici dell'Università di Padova. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi nel nostro DNA abbiamo quelle cose che ci permettono di adattarci alle circostanze e di risolvere dei problemi. Questo ci darà l'opportunità veramente di poter dire la nostra al mondo e di poter contribuire affinché il mondo sia più sicuro. E se noi riusciamo a fare questo, che ne sono sicuro che lo faremo, anche l'economia italiana e il benessere di tutti quanti noi italiani avrà un impatto molto positivo, veramente positivo. Grazie a Bruno Ferrarese, presidente di Idrobase Group, la sua testimonianza personale e lavorativa, insomma, offre degli spaccati nuovi su... Comunque fra una settimana sarò in Giappone e in Corea. Buon viaggio. Perché il mondo non si ferma. Buon viaggio, grazie a voi, alla prossima.